sono in continuo aumento le malattie derivanti appunto alle allergie, alle asma e in più anche a tumori a riguardo a PM10 o cose del genere. Nel giorno in cui entrano in vigore fino al 31 marzo le norme anti-inquinamento dettate da un accordo sottoscritto da Veneto, Lombardia, Emilia e Piemonte che prevedono l'adozione di limitazioni e divieti nel settore di trasporti, combustione per riscaldamento e agricoltura, a Zelarino municipalità e residenti chiedono un tavolo con l'amministrazione perché intervenga nel contrasto dell'inquinamento da smog. Mettiamo in campo una manifestazione un po' più forte, cioè chiediamo ai cittadini che sono sensibili a questi temi del traffico e dello smog di appendere ai propri balconi, alle proprie ringhiere degli striscioni come quello che c'è qui dietro con scritto basta smog, basta traffico. La richiesta è molto semplice, noi non vogliamo dare soluzioni preconfezionate, è un problema che ci rendiamo conto è molto complicato. Però vogliamo e chiediamo che questa amministrazione ci metta la testa. Noi ogni mattina nelle strade di Zelarino, ma non solo a Zelarino, basta vedere anche Chirignago, la Gazzera, ma penso il centro di Mestre, assistiamo a interminabili code che bloccano il traffico, la viabilità e che creano inquinamento, smog per i cittadini, insomma, e per i bambini che abitano questa zona. I cittadini fanno parte del comune, sì che noi siamo quelli che diamo il consenso, però dopo che non veniamo disattesi in qualche modo. Speriamo che in questa occasione si mettano mano sulla coscienza e riescono a superare questo problema in qualche maniera. Se così non sarà, i cittadini metteranno in scena proteste eclatanti. Mentre per quanto riguarda la disposizione in vigore, da oggi ARPAV emetterà ogni lunedì e giovedì il bollettino dei livelli di allerta per il PM10, che definirà lo scatto di divieti del giorno successivo. Nel livello di allerta 0 verde, dalle 8:30 alle 18:30 da lunedì al venerdì feriali è vietata la circolazione per i veicoli sia privati che commerciali Euro 0, 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Per il periodo dal 16 dicembre al 25 vengono sospese le limitazioni al traffico citate, dal 26 dicembre al 6 gennaio attivate solo in caso di livello di allerta rosso.